Grande festa ieri in piazza Cavour a Favara, dove diverse famiglie si sono recate per passare una mattinata diversa dal solito in compagnia di amici e parenti e partecipando attivamente ad iniziative di carattere sociale. Un mattino festoso tra il caldo abbraccio dei raggi del sole, le musiche natalizie, il fischio ogni tanto del trenino turistico, balli di gruppo ed anche un trenino formato da persone che nella gioia generale hanno fatto il giro della piazza. Diverse le attività proposte dai privati, associazioni e amministrazione comunale. Oltre al mercatino natalizio presente dalla scorsa settimana, l'amministrazione comunale ha allestito un gazebo presso il quale sono stati gonfiati dei palloncini per la felicità dei più piccoli e dove molte famiglie hanno donato diversi giocattoli che serviranno per regalare un Natale migliore ai bambini meno fortunati. Per l'amministrazione presenti il primo cittadino Anna Alba, il vice sindaco Lillo Attardo e l'assessore Rossella Carlino. Presenti anche diversi consiglieri comunali. Ad addolcire il tutto la distribuzione di caramelle per bambini e adulti da parte di un clown. La giornata è cominciata con la Santa Messa presso la Chiesa Madre in ricordo dei donatori di organi. Sentita la partecipazione dei parenti di chi con i propri organi ha regalato anni di vita a chi ne ha avuto bisogno. Ad organizzare la mattina l'aido locale. Dopo la messa un corteo si è spostato dalla chiesa al giardino dei donatori di organi di fronte alla biblioteca comunale, dove è stata posta una corona di fiori. A seguire qualche intervento e lo scambio di auguri. Alla fine della mattinata molti dei presenti sono poi tornati a casa con uno speciale panettone artigianale fatto dai ragazzi del laboratorio solidale Fatto da Noi, che si occupa di reintegro sociale e di formazione professionale per ragazzi meno fortunati, alcuni dei quali anche con disabilità. L'associazione Compassione di Favara, presidente Giuseppe Dante, si è prodigata in una raccolta fondi, il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza al laboratorio Fatto da Noi e al Banco delle Opere di Carità che si occupa della distribuzione di alimenti. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, è iniziata lo scorso venerdì in piazza Cavour per poi concretizzarsi effettivamente sabato al Teatro San Francesco, in concomitanza con la commedia Un'estate al mare della compagnia Amici del Teatro di Solarino in provincia di Siracusa, grazie alla disponibilità del direttore artistico Giuseppe Cioppino e di Fra Salvatore, e domenica mattina nuovamente in piazza Cavour. Favara ancora una volta ha saputo dimostrare il suo amore verso il prossimo. Al di là di ogni più rosea aspettativa, l'associazione Compassione ha riscontrato una grandissima partecipazione dei cittadini. Tutti i panettoni, oltre 100, sono stati distribuiti in cambio di un contributo a sostegno dell'iniziativa. C'è stato anche chi, addirittura non interessato al panettone, ha voluto contribuire con un'offerta libera alla causa. A chiudere in bellezza la giornata di ieri è stato il gran concerto di Natale che si è svolto presso la Chiesa Madre a cura dell'Orchestra Filarmonica Demetra e del coro polifonico Free Melody, direttore Antonio Cussumano. Un momento di condivisione, una serata all'insegna della musica e del Natale che ha saputo tramandare nei cuori dei presenti i valori dei nostri cari. Insomma, tra divertimento e solidarietà, Favara non può che essere fiera delle proprie iniziative che hanno avuto un così grande successo grazie soprattutto alla partecipazione e alla bontà dei suoi cittadini.